abbiamo privilegiato delle scelte di breve periodo, anche di convenienza rispetto a una classe votante. Quello che ancora non ci è chiaro è che viviamo in un sistema chiuso, quindi a livello temporale, a livello spaziale, tutte le nostre scelte ricadono poi su qualcun altro. Quindi quello che dobbiamo considerare è che siamo un sistema organico e non siamo schieramenti contrapposti, ecco. Quindi dovremmo vedere i giovani appunto come la classe politica, la classe dirigente, la classe operativa di domani, e noi gli stiamo lasciando a questi giovani degli strumenti per prendersi cura del mondo e anche di noi, dunque abbiamo tutto l'interesse di lasciare, agevolare, ecco, questa loro acquisizione degli strumenti che serviranno poi per prendersi cura del nostro mondo. Ma quali sono gli strumenti? Perché spesso si pensa solo alle competenze che si acquisiscono a scuola e che, ahimè, con la DAD sono state penalizzate, perché si sa che trasmettere i concetti davanti a uno schermo non è ugualmente efficace. Però mi sento anche di dire che le competenze che i giovani acquisiscono formano un mindset, quindi formano la loro forma mentis di domani, ma spesso diventano obsolete subito dopo che sono state acquisite, perché i giovani stanno studiando probabilmente per dei lavori che non esisteranno più domani. Quello che noi dovremmo invece curare nella formazione è la fiducia, cioè è di trasmettere la fiducia in se stessi ai giovani e soprattutto trasmettere loro questa convinzione che c'è una società che si prende cura di loro. Soprattutto dovrebbero essere accompagnati dal punto di vista valoriale a diventare delle persone, degli adulti che a loro volta sono responsabili, empatici e che sono in grado di prendere delle decisioni positive, ecco, per tutti i portatori di interesse, che possono essere sì loro stessi, le generazioni adiacenti, ma anche l'ambiente, anche la comunità locale e anche tutti quelli che possono essere portatori di interesse. Chi tra di voi è genitore ha firmato sicuramente un patto educativo con la scuola quando ha iscritto il proprio figlio in un istituto. L'ho fatto anch'io quest'anno per la prima volta. E quindi c'è questa consapevolezza che nel momento in cui un bambino a 3 anni inizia un percorso formativo, i genitori cedono una parte del tempo, ecco, che questo bambino trascorre nella società e stringe un patto, un'alleanza con la scuola per formarlo a diventare una donna, un uomo capace di prendersi le proprie responsabilità e di prendersi cura di qualcuno, di se stesso e anche degli altri. Sarebbe bello che questo patto fosse esteso, insomma, a tutta la società, perché appunto è una responsabilità collettiva. Sarebbe bello appunto che anche le aziende fossero parte di questo patto, anche tutte le altre istituzioni che questo bambino incontra prima di diventare uomo o donna. Quindi io sono stata particolarmente colpita da questo tratto del libro in cui si parlava dell'ingresso nel mondo del lavoro, perché giustamente se si entra nel mondo del lavoro in un periodo di crisi economica si sa che la differenza salariale che si percepisce non è pari cioè è molto importante. E inoltre i rifiuti che una persona deve sopportare prima di trovare un'occupazione, magari anche temporanea, non fanno bene, insomma, all'autostima. Quindi noi come azienda abbiamo tentato di dare risposte, insomma, di accompagnare questi ragazzi
che si avvicinano al mondo del lavoro perché per noi sono un'estrema fonte di ricchezza. Non so quanti di voi conoscano Zordan, alzate le mani, non vale per chi lavora per Zordan, giustamente. Zordan è, appunto, per chi non la conosce, è un'azienda, un punto di riferimento insomma, per i brand del lusso nella realizzazione di spazi retail, quindi le catene distributive, però nasce qui a Valdagno insomma, nel 1965 come falegnameria, quindi il fatto di nascere qui segna profondamente l'azienda che respira insomma, questo esempio del gruppo Marzotto e i principi del capitalismo umanistico, quindi cresce, pone le basi insomma, per la sua crescita, pensando che l'azienda è fortemente interconnessa col territorio e che è molto presente insomma, nella vita delle persone. Quindi si sente questo importante compito di restituire al territorio una parte del valore che ha assorbito attraverso le persone che vi lavorano. Durante la pandemia l'azienda si è chiesta che cosa potesse fare insomma, per agevolare questo periodo veramente complicato, per dare il proprio contributo al territorio e ha fornito, sempre in tempi di emergenza Covid, 272 banchetti piano che vedete ora lì. Si tratta di banchi singoli per le scuole, progettati in azienda, realizzati in azienda con multistrato di pioppo, certificato ovviamente, sono pensati per essere utilizzati in un periodo di emergenza e poi per essere utilizzati anche dopo con un'altra forma, quindi si possono trasformare in seduta o anche in mini libreria. Questi banchetti sono stati donati appunto ad alcune scuole del territorio, dopo so che Maurizio Zordan, che è qui presente, parlerà più approfonditamente del progetto, e adesso verranno riutilizzati per un progetto altrettanto positivo, insomma altrettanto buono. Un altro progetto che invece abbiamo lanciato subito dopo il tempo Covid è l'Accademia Zordan. Vedo anche dei ragazzi che hanno partecipato, alzatevi magari eccoli là. Dopo la pandemia l'azienda ha avuto una crescita veramente importante e quindi si è aperta la tematica di reclutare appunto le nuove generazioni. Quindi è stato creato questo percorso formativo gratuito di 3 settimane che aveva l'obiettivo di formare i maker di domani. Per chi non conoscesse insomma, la terminologia, il maker è una figura che sicuramente lavora in ambito produttivo, però con un mindset molto legato al mondo tecnologico e della progettazione, quindi è un artigiano moderno, se potete passarmi il termine. Il nostro obiettivo per quest'anno era di far partire una classe di 12 ragazzi e ragazze e poi di portare all'assunzione di 2 persone. Siamo stati piacevolmente sorpresi perché i ragazzi hanno veramente lavorato con grande qualità e il percorso che ha visto partire una classe di 13 persone si è conclusa con l'assunzione di 4 persone, 2 ragazzi e 2 ragazze, quindi è stato assolutamente positivo. Ecco, quindi questi sono i nostri progetti che vi presento, non sono tutti, però me ne lascio qualcuno per la prossima volta. Grazie Marta.
Poi chiederò anche magari a Maurizio Zordan, qui presente, di dire qualcosa sull'esperienza del banchetto piano, per cui sta partendo anche un'importante iniziativa in collaborazione appunto con l'amministrazione. Mi permetto di rivolgere due domande, due spunti, insomma, a entrambi, e poi magari apriamo al dibattito. Il primo tema che mi è tornato in mente sia sentendovi parlare che poi anche nel corso della lettura del libro è sulle pensioni. Io voglio cogliere, insomma, l'occasione comunque di avere qui un professore che su questa materia si è già espresso, no? E comunque conduce una parte di ricerca importante. E però penso che sia anche interessante avere una coetanea al tavolo, perché il tema delle pensioni, io devo dire, non mi ero mai sentito titolato a dire qualcosa o anche pensare qualcosa sulle pensioni, era una cosa così lontana e che comunque ho sempre provato anche con rispetto, vedendo, non so, genitori, nonni, persone che stimo nella società, che comunque a un certo punto raggiungono questo traguardo. Adesso però crescendo vedo che insomma c'è chi ci inizia a pensare, io non ancora, e comunque è qualcosa di cui sento il peso lavorando, perché i contributi pensionistici non sono proprio banali. I giovani come dovrebbero guardare questo tema? Tra qualche settimana, qualche giorno ci sarà anche uno sciopero probabilmente legato anche a questo. Non è forse il caso che anche i giovani inizino a prendere parte, non tanto magari del tema del ritiro dal lavoro, ma anche di come, insomma, queste risorse vengono impiegate, gestite, girate, perché da quello che ho capito alla fine quello che io do di contributi, ma sono ovviamente qui anche a chiedere, è per finanziare le pensioni che si erogano, mentre magari ci sono esempi nel mondo dove questi risparmi vengono gestiti e poi con i ritorni. Quindi ecco, questo è un tema. E poi sulla formazione, che è un tema che mi è molto caro. Accademia Zordan è un'esperienza molto importante dove un'azienda cerca anche di tendere la mano a quello che è un aggiornamento, un inserimento anche di competenze tecniche professionali. E sono partiti anche qui a Valdagno, è partito un ITS che è un'esperienza molto importante in questo senso, tra l'altro in raccordo con anche un settore storico della nostra manifattura che è il tessile. Mi è tornato in mente che però in Bocconi da qualche tempo viene erogato, non so se in maniera obbligatoria o facoltativa, un corso di critical thinking. E qui vorrei appunto chiedere dov'è il bilanciamento, perché da un lato si parla molto della necessità di una formazione tecnologica professionalizzante che introduce nel lavoro, succede la pandemia, succede che con questa formazione magari si è preparato dei lavori o delle figure che vengono subito sconvolte e quindi magari anche un aggiornamento di quello che è la capacità di interpretare i contesti torna utile. Quindi mi domando sia lato azienda, anche non so, executive education, come anche questo aspetto continua a essere curato nella cultura manageriale e anche di rigenerazione della visione imprenditoriale, e poi ovviamente lato università commerciale, quale può essere appunto il punto di vista su questo. Ok, e ho 2 giorni per rispondere, giusto? Allora, partiamo dalle pensioni. Allora, faccio una premessa. Il sistema previdenziale italiano è un sistema a ripartizione, quindi come giustamente dicevi, i contributi che vengono pagati dai lavoratori di oggi transitano solo tramite l'INPS e vengono immediatamente utilizzati per pagare le pensioni. Transitano vuol dire che penso che l'INPS abbia la tesoreria dell'INPS avrà una liquidità di 2, 3, 4 mesi, cioè se non si pagassero contributi nel giro di 3-4 mesi non si pagherebbero più pensioni. Okay? Quindi l'Italia funziona così. Questo ha un'implicazione, e l'implicazione è che
non esiste nessun tesoretto da nessuna parte, tutti i contributi che sono stati versati sono stati utilizzati e appunto abbiamo una tesoreria di pochi mesi. Ok, detto questo, ci sono stati dei trattamenti molto diversi nel corso degli anni, nel senso... Siamo qui per questo. Detto questo, i trattamenti che sono stati dati a generazioni diverse sono stati trattamenti molto diversi, nel senso che le persone che sono andate in pensione negli anni 80, negli anni 90 hanno avuto dei, fatemi usare questo termine, rendimenti più elevati rispetto a quelli che hanno le persone che hanno avuto le persone che avranno le persone che vanno in pensione dopo. Parlo di rendimenti perché chiaramente per chi sta pagando i contributi la vede un po' come una specie di risparmio, dice vabbè io metto da parte dei contributi, poi alla fine avrò una pensione. E in effetti c'è una fase di accumulazione e la pensiamo come una fase di accumulazione e come una fase poi di decumulazione attraverso una pensione che fondamentalmente è una rendita poi, no? È una rendita reale, peraltro, che il mercato tendenzialmente non dà. Questa fase di accumulazione appunto in un sistema a ripartizione in realtà non è un'accumulazione, se soldi appunto vanno ai pensionati di allora. Però se calcoliamo questo rendimento, quello che vediamo, ci sono un sacco di lavori fatti su questo in Italia, quello che vediamo è che i rendimenti dati a chi andava in pensione a 80 anni, negli anni 80 erano molto più elevati rispetto a quelli successivi. Un sistema a ripartizione in realtà ha un rendimento implicito che può pagare, cioè noi sappiamo il rendimento che possono pagare le pensioni qual è, ed è quello che dà il nostro sistema contributivo oggi, cioè dalla metà degli anni 90 al 1995, riforma Dini, c'è questo sistema contributivo, poi pro quota e così via, con tutte quante le riforme successive. Sappiamo che il rendimento che noi possiamo dare sui contributi è pari, diciamo, fondamentalmente al tasso di crescita dell'economia, okay? E poi vabbè, fatto con la media mobile su 5 anni, ma comunque insomma alla fine il discorso è quello. Quindi se vi chiedete ma quale dovrebbe essere la mia pensione, la risposta è quanti anni hai contribuito, per quanti anni, quanto hai pagato, e poi dopo andiamoci a calcolare con il rendimento che è dato al tasso di crescita dell'economia quale potrebbe essere la tua pensione in funzione di quando è l'età in cui andrai in pensione, perché chiaramente data l'aumento della longevità e tutte queste robe qua, a seconda di quando vai in pensione potrai sapere qual è la tua annuità. Allora, detto questo, c'è stato uno squilibrio intergenerazionale importante, nel senso che le persone che sono andate in pensione nell'arco tra gli anni 70 diciamo, e il 2000, ma anche dopo, chiaramente hanno avuto più di quello che hanno contribuito, cioè su questo c'è poco da fare. Hanno avuto più di quello che hanno contribuito, hanno avuto un rendimento più alto. Come è stato possibile dare loro un rendimento più alto? Perché nel corso degli anni i contributi sono aumentati, cioè l'Italia abbiamo iniziato a pagare contributi del 10-12% e siamo arrivati al 33%. Quindi diciamo, abbiamo chiesto progressivamente sempre di più alla persona per coprire questa cosa. In altri tempi, in altre storie, questo era un Ponzi game, veniva chiamato, un Ponzi scheme. Ora ci siamo fermati e ci siamo detti ok, questo è il massimo che possiamo pagare. Allora, che cosa succederà alle pensioni dei giovani? Allora, le pensioni dei giovani, quello che succederà dipende dal loro mercato del lavoro, perché in un sistema contributivo ricevete, quando andate in pensione, quello che avete versato, cioè quello che avete versato con un tasso di rendimento che è pari al tasso di crescita dell'economia. Quindi, cioè, dire, per far andare bene il sistema previdenziale che abbiamo oggi ci vogliono due cose: crescita economica e cioè un lavoro, contributi, una carriera contributiva continua. Quindi fondamentalmente noi ce la prendiamo col sistema previdenziale, ma in realtà il sistema previdenziale non è altro che uno specchio che riflette l'andamento del mercato del lavoro e la crescita economica del nostro paese. Quindi diciamo, il discorso alla fine è molto semplice, se volete, da questo punto di vista. Cosa fare per i giovani? Per i giovani bisogna migliorare il mercato del lavoro e la crescita economica del paese, perché se miglioriamo quello avranno una pensione. Se quello non funziona non avremo una pensione. Dopodiché sono d'accordo con i miei colleghi Tito Boeri e Roberto Perotti. Oggi se si vuol fare qualcosa per i giovani non si può pensare di fare una pensione di garanzia, cioè fare qualche promessa per il futuro che poi qualcuno dovrà in qualche maniera mantenere, cioè buttiamo sempre la palla un po' più avanti fondamentalmente.
Se vogliamo fare qualcosa, allora paghiamo oggi per i contributi dei giovani, cioè loro non pagano i contributi e vengono presi dalla tassazione generale. Questo vuol dire dall'imposizione generale, questo vuol dire che oggi vengono usati dei fondi che vengono presi appunto dall'IRPEF o comunque dalla tassazione generale per dare loro per pagare questi contributi che loro non devono pagare e quindi abbassare il costo del lavoro per i giovani e quindi migliorare il loro inserimento nel mercato del lavoro. Quindi secondo me da questo punto di vista quello che trovo paradossale è che però quando si parla di giovani si parli sempre di pensioni, cioè voglio dire, il problema dei giovani non sono le pensioni, il problema dei giovani sono l'istruzione, l'inserimento del mercato del lavoro, e le pensioni sono una conseguenza, dato il sistema che abbiamo, sono una conseguenza del nostro mercato del lavoro. Scioperare, i giovani avrebbero dovuto scioperare per non avere quota 100. I giovani avrebbero dovuto scioperare perché dovrebbero dire: come noi avremo un sistema completamente contributivo, ma perché non ce lo dovete avere anche voi? Cioè, perché noi dobbiamo essere maltrattati rispetto a quelli che vengono prima? Quindi uno sciopero per avere, so che questo non mi rende popolare, ma uno sciopero per avere quota 100 oppure 41 anni di contributi o qualunque di questa cosa qua è uno sciopero che i giovani sì dovrebbero fare, al contrario. Cioè dovrebbero dire: non usate i nostri fondi, non usate i nostri contributi per andarvene in pensione prima, come avete fatto per 40 anni, perché questo poi non è che è colpa dei pensionati di oggi, e questa è una cosa che va avanti da molti anni. Peraltro, chiudo, la foglia di fico quando si parla di pensioni viene sempre poi utilizzato quest'idea della staffetta intergenerazionale, no? Poi alla fine si dice: no vabbè, però aspetta, perché noi andiamo in pensione prima, però questo poi consente ai giovani di trovare lavoro, di avere un lavoro. Questa roba qua non è vera nella teoria economica, non è vera nei fatti, e non riusciamo, però è un'altra di quelle narrative che non si riesce assolutamente ad ammazzare, perché suona troppo vera. Cioè dire che c'è bisogno che gli anziani vadano in pensione, i lavoratori anziani vadano in pensione per trovare un posto per i giovani, cioè suona una cosa verissima, perché se voi lavorate in un ufficio pubblico o comunque in un posto in cui avete davanti a voi una persona e dite: ma se questo non se ne va in pensione io non vado mai avanti e non verrà preso mai nessuno, e allora lo vedete, cioè è visivo, è proprio è davanti a voi nel vostro radar. In realtà, se consideriamo l'economia nel suo insieme, questa roba qua non funziona perché l'economia non ha un numero di posti di lavoro fisso, cioè non ci sono X posti di lavoro nell'economia per cui se non va via una persona non entra un'altra. I posti di lavoro nell'economia cambiano nel corso degli anni, si distruggono alcuni lavori, se ne creano altri. Le competenze dei lavoratori giovani e lavoratori anziani sono diverse, e questo lo si è visto tantissimo anche con quota 100. Questo dal punto di vista, se volete, teorico. Dal punto di vista empirico non funziona, cioè nei numeri non c'è. Addirittura uno dei grandi propositori della quota 100, l'attuale presidente dell'INPS Pasquale Tridico, ha dovuto scrivere, gli sarà costato quest'estate nel report che ha fatto l'INPS per il 2021, che non ci sono evidenze che mostrano l'esistenza di una sostituzione tra i giovani e gli anziani. Anche loro hanno dovuto dire che non è così. Quindi da questo punto di vista questa è un'altra cosa che viene utilizzata molto, ma che nei fatti non abbiamo. Quello che abbiamo nei fatti è che, per esempio, le banche hanno usato tantissimo quota 100. Ma perché hanno usato quota 100? Perché le banche avevano comunque bisogno di assumere dei giovani che facessero tutta la parte di home banking, però contemporaneamente dovevano chiudere le filiali. E quindi cosa hanno fatto? Hanno mandato a casa tantissime persone che lavoravano nelle filiali, hanno accorpato e hanno chiuso le filiali e hanno pagato, peraltro l'hanno fatto, quota 100 è stato un regalo per le banche, perché altrimenti lo facevano attraverso dei fondi che costavano molto di più alle imprese, alle banche, soprattutto banche e assicurazioni, e hanno risparmiato sul capitale fisico perché hanno appunto chiuso le filiali. Quindi da questo punto di vista tutte queste politiche che vengono spesso vendute come politiche a favore per i giovani non lo sono per niente, ma soprattutto guardiamo nel posto sbagliato. Cioè, se vogliamo spendere per i giovani dobbiamo pensare soprattutto a formazione, istruzione, mercato del lavoro, non è certo le pensioni, ma per il motivo che hai detto prima. Io alla pensione non ci penso, tanto arriverà chissà quando. Detto questo, e mi ricollego a quello che si diceva anche in precedenza, è chiaro che da un punto di vista politico
le pensioni sono la cosa più semplice da toccare. Ma perché? Perché la gioventù, lo dicevamo prima, la gioventù è un momento di passaggio, ahimè anche abbastanza veloce. Invece diciamo, essere anziani è qualcosa che dura nel tempo, cioè la pensione è qualcosa che vi godete durante un periodo di tempo abbastanza lungo. Peraltro le persone anziane, giustamente, voglio dire, ricevono il loro reddito dalla pensione e quindi è uguale per tutti, mentre invece per quanto riguarda i giovani sono molto eterogenei, perché se devo andare ad aiutare un giovane devo pensare che do aiuti a quale settore, sono giovani in alcuni settori, in altri settori, e poi diamo aiuti alla formazione, sì, ma un giovane va attraverso la formazione molto velocemente e poi non è più giovane. Quindi dal punto di vista politico toccare pensioni e sanità sono chiaramente le cose che convengono di più, al punto tale che, questo me lo ricorda sempre un amico che lavora alla Banca Mondiale, mi dice sempre: ricordati che il momento più basso di popolarità di Putin è stato quando ha fatto la riforma delle pensioni. Secondo me questo appunto la dice tutta. Mi fermo qui, poi magari parliamo dopo di formazione. Ok, quindi tu? A me tocca la formazione sostanzialmente. No, come dicevo prima, la formazione è fondamentale in tutti i momenti della vita, no? Quindi il patrimonio di competenze è l'unico patrimonio intoccabile che si può solo incrementare. Quello che mi sento di dire è che personalmente inserirei nei percorsi formativi, come lo stiamo facendo poi in azienda, ma anche nella scuola, tutta una serie di attività sulle soft skills che purtroppo sono sempre più richieste, sono sempre più richieste nel mondo del lavoro e purtroppo non sono facilmente insegnabili. Perché o ci cresci oppure è difficile acquisirle quando sei più avanti, insomma, con l'età. Ad esempio, porto il mio esempio personale. Noi adesso in azienda abbiamo adottato un modello organizzativo che si chiama TIL Organization, che qualcuno già conoscerà sicuramente, che consiste nel creare piccoli gruppi di lavoro. Noi siamo organizzati in gruppi che lavorano come delle piccole aziende nell'azienda. Non esiste più la divisione di ruolo, ma si lavora per task, per attività, quindi le persone sono anche facilmente intercambiabili o comunque lavorano in un'ottica di collaborazione. Il team è gestito da un team leader che, a differenza, cioè contrariamente a quello che può sembrare dal nome, non comanda, non decide, ma è a supporto appunto dei colleghi. Quindi noi siamo cresciuti nella nostra generazione almeno con l'idea, no, di fare carriera, quindi di avere un avanzamento di posizione, di comunque avere un potere decisionale sempre maggiore. Essere calato in un'ottica di questo tipo ti richiede, insomma, di cambiare completamente approccio al mondo del lavoro. Quindi acquisire un'estrema flessibilità fin da piccoli permette anche appunto di adattarsi ai cambiamenti e all'evoluzione del mondo del lavoro. La formazione appunto per i giovani deve anche comprendere, come già è in molti istituti, deve comprendere molte occasioni di interscambio con le aziende, perché appunto sono l'istituzione successiva, ecco, che accoglierà la persona. E quindi questo interscambio noi lo curiamo particolarmente perché abbiamo molte attività anche di stage, sia con le università che con gli istituti tecnici, e ci teniamo, insomma, ad accompagnare i ragazzi nei primi approcci al mondo del lavoro. Grazie. Bene, io direi che potremmo aprire agli altri interventi anche, casomai poi sulla formazione possiamo recuperare. Ovviamente vale sempre la solita regola, alzate la mano se volete intervenire. Io so già che abbiamo Maurizio, sì, che vuol dire qualcosa. Chiederei anche al professor Gubitta di
di partecipare. E... Grazie. Grazie mille per questi contenuti. Io ho una piccola lettura, diciamo, politicamente scorretta, ma ritengo corretta politicamente. Giovani imprese medie sono minoranze nel paese. Esiste un'ingiustizia di genere verso le donne, ma le ingiustizie verso i giovani e le imprese sono di gran lunga maggiori. Le più sacrificate in questa catena involutiva sono le giovani donne. 14 anni fa, nel libro Contro i giovani, presentato qui a Valdagno, il professor Galasso ipotizzava 7 azioni per ridare energia al paese. Da allora sono successe molte cose: la crisi del 2008, la chiamata ai tecnici a salvare il paese nel 2011 con la riforma delle pensioni, su cui poi è stata crocifissa la Fornero, che è stata qui da noi. Insomma, quando ho pubblicato su Facebook recentemente la mia foto con la Fornero ho sentito ancora maledizioni anch'io, ma tant'è. La presidenza dell'INPS affidata proprio a Boeri e poi la sua rimozione con la nomina di Tridico, andate a leggervi la sua scheda su Wikipedia, fatta nella retorica anti-Europa casalin, continiana, salviniana del 2,4, diventato poi 2,04, che ha pagato il reddito di cittadinanza con la propaganda dei navigator che dovevano cancellare la disoccupazione, quota 100 con 3 giovani assunti per ogni pensionato. I risultati li abbiamo visti. Cosa abbiamo fatto noi in azienda? In pieno Covid, il 17 aprile 2020, abbiamo aperto la stagione dei libri presentati online, con Ci pensiamo noi di Tortuga e dell'amico Antonio Nicoletti, con l'amico Paolo Bubitta, e 16 mesi fa, nel turbinio di ipotesi per far ripartire le scuole in presenza, ho chiamato la vice sindaco Tessaro e le ho chiesto se avevano problemi con i banchi, perché sapevo da Federlegno che le aziende non potevano produrre in tempo per l'apertura delle scuole. Mi ha confermato che in 2 scuole elementari, per i ridotti spazi, avevano questo problema. Quale poteva essere l'interesse di un'impresa a risolvere questo problema? Nessuno. Ma ci sembrava inconcepibile che 272 scolari e scolare, con dietro le rispettive famiglie, dovessero affrontare una mancata partenza della scuola in tempo per dei banali banchetti. Anche se l'anno non era di migliori per i nostri conti, ci siamo proposti per risolvere il problema. Abbiamo raccolto le informazioni tecniche e con un notevole dispendio di energie, soprattutto da parte nostra e delle nostre persone, abbiamo risolto quel problema in 2 settimane. Il progetto è costato 27.000 euro e il Comune ha contribuito con 5.000 euro, che è l'unica cifra di cui poteva disporre senza gara. Ma voi fate 272 scolari per 8 settimane, per 20 ore a settimana, risultano 43.520 ore, con un costo ora dell'operazione di 62 centesimi di euro, ovvero quasi la metà di un caffè. Immaginate il costo sociale. Qualche giorno prima della consegna arriva però un fulmine, ovvero un consigliere in quota Lega, non nativo di Valdagno, minaccia di portare in Consiglio Comunale il problema che i banchetti provvisori fossero senza certificazione CE, cui abbiamo risposto con una certificazione a nostre spese che confermava la conformità di quei banchi per l'uso provvisorio. E qui torna la Lega, quella che nel 2019 ha fatto quota 100 a spese dei giovani e che per biechi interessi di partito era pronto a sacrificare 43.520 ore di scuola di bambini e bambine, magari figli di qualcuno dei loro elettori. Lì capisci quanto si è ramificata la bestia in questa guerra, che ha sempre più la connotazione di guerre stellari. Tu stai combattendo sul fronte di forza di minoranza, ma che alla fine vinceranno i valori con lo stesso spirito dei partigiani del 43. Ho chiesto al sindaco di poter partecipare ad un consiglio comunale per portare le nostre ragioni e per mascherare quel personaggio, ma non sono ancora stato invitato. Per sfidare questa Lega, subdola e cinica, abbiamo investito altri 2.000 euro per certificare la seduta che nell'ottica del riuso si ricava dai 5 pezzi di legno del banchetto piano, come vedete qui, e daremo tutto il supporto che serve al Comune perché possa mettere in vendita al costo di produzione quei banchetti, perché con ricavato potrà finanziare i progetti della scuola del comprensorio. La Lega va battuta lì, con l'istruzione e la cultura, come i talebani si combattono facendo studiare le donne afghane.
A voi chiedo di fare la vostra parte e di prenotarvi la vostra seduta, che non solo è un oggetto, ma un manifesto politico, fisico, che ci ricorda l'impegno che dobbiamo mettere in tutto quello che facciamo per consegnarci il futuro con onore nei confronti dei nostri figli. Il prossimo contributo lo daremo il 17 dicembre, ospitando in azienda il gruppo di lavoro delle Agorà democratiche sul tema demografico. Qui, non so se ci sono le slide, si parlerà appunto di demografia, che è stata citata anche questa sera. Quindi ecco, io a rischio di sembrare polemico e non incazzato calmo come il professor Galasso, ma visibilmente incazzato, insomma, ho portato il mio contributo. Posso consigliare per calmarsi di scrivere un libro, che ci mette un po' di tempo, quindi poi dopo un po' uno si calma. Bene, grazie, buonasera a tutti. Io faccio un po' l'avvocato del diavolo stasera. Apro una parentesi sui banchetti, senza sempre da ringraziare Maurizio per i banchetti, ma tutti abbiamo presenti i nostri banchetti a Roccole Secchi, con le rotelle sotto, che fine hanno fatto e quanti soldi sono stati buttati via per questi banchetti che avrebbero potuto essere utilizzati in modo molto migliore. Penso che quel barcone di Venezia pieno di banchetti sia scandaloso. Chiudo la parentesi su questo. Allora faccio una prima provocazione, che è questa. Noi siamo qua a parlare di giovani anziani e dimentichiamo che fra qualche anno non parleremo più di giovani, ma parleremo di anziani, di grandi anziani, e dall'altra parte di nascita zero. Quindi ha senso essere qua ancora a parlare, a fare questa contrapposizione sociale tra giovani e anziani, o avrebbe più senso a livello sociale cominciare a mettere insieme età e generazioni diverse e creare una società più inclusiva e meno divisoria, e poi pensare invece a come riempire le culle? Qua concordo con voi che bisogna lavorare a livello di giovani, tra virgolette, o comunque di dare spazio lavorativo, favorire con gli asili nido, ad esempio, le donne che possano lavorare, ma noi dobbiamo lì lavorare adesso, perché quello sarà il nostro problema, altrimenti mi garantisco che di giovani ne parleremo poco nei prossimi anni. Seconda cosa, sta tanto vituperata DAD. Concordo con lei, professore, che l'Italia ha avuto paura. L'Italia ha chiuso subito le scuole prima degli altri stati europei, con gravi conseguenze. Meno pesante la situazione alle medie, perché nella seconda ondata le medie sono riuscite a tenere aperto abbastanza, meno Valdagno non siamo riusciti a tenere aperto, il secondario invece di secondo grado hanno chiuso. È altrettanto vero che DAD implicava un cambiamento didattico, un cambiamento del modo di insegnare, perché se noi portiamo una didattica, una lezione frontale, la portiamo sul computer, è chiaro che è già una sconfitta in partenza di fronte ai 24 o 20 forellini senza una faccia, perché c'è chi si collega, chi non si collega, chi non sa mai chi ci sia dietro, chiami, vabbè, lei lo sa meglio di me queste cose. L'alternativa però voleva dire non far niente. Allora io dico, piuttosto tra una DAD con tutte le sue problematiche, tra l'altro io ho 60 anni, insegnare con la DAD sicuramente sono meno bravo di una collega di 30 anni che viene fuori da una formazione che è basata tutta sulla tecnologia, e quindi su questo non però ripeto, tra una DAD con tutte le sue problematiche e 0 ore di lezione, forse ancora una DAD ci può stare. Terza cosa, qua convengo con voi, l'avete anche già sottolineato più volte, noi dobbiamo lavorare sul sistema di istruzione, sul nostro sistema, sulla nostra scuola italiana, che non è più scuola. Lei, professore, ha un livello ancora privilegiato, perché penso che i suoi studenti siano sempre a livelli alti, perché chi arriva lì insomma sicuramente non è l'ultimo, ma se noi parliamo di scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, lì abbiamo grossi problemi, una scuola che ha obiettivi sempre più bassi, l'Invalsi ce lo dice tutti i giorni, se guardiamo altri risultati
sono sempre risultati impietosi, eppure nonostante questo l'ordine che ci arriva dall'alto è: non date insufficienze, non bocciate, non permettetevi di alzare troppo il livello, perché poi... Faccio l'ultima osservazione: la dottoressa Cereta ho appena firmato quest'anno per una volta un patto educativo che è importantissimo, che penso forse 10 genitori leggeranno. Patto educativo però vuol dire che io, scuola, lavoro con te genitore, non che tu genitori deleghi alla scuola l'educazione di tuo figlio, però vai se poi ci metti una nota o dai un voto brutto, perché ora vengo a dirti di tutto e di più. Cioè sono grossi problemi, secondo me su questi problemi dobbiamo lavorare, se vogliamo poi anche favorire intervenire anche a livello di giovani, fermo restando che io sono del parere che noi abbiamo bravi ragazzi, che i ragazzi sono bravi. I ragazzi sono bravi al giorno d'oggi, abbiamo chiaramente delle fasce difficili, delle fasce su cui bisogna lavorare, e a livello amministrativo lo sappiamo, però il grosso della nostra gioventù è ancora una gioventù sana. Sì, chiederei di rispondere, certo, vedo anche altre mani, quindi magari interviene e poi riapriamo. Aggiungerei anche un'altra domanda a questo, magari vedendo anche come è stato trattato il tema nel libro. È veramente una contrapposizione giovani, non giovani? O forse, se c'è una contrapposizione, magari è sul tema del futuro e di questa visione retrospettiva che viene anche citata nel... Ok, allora, non è una mia contrapposizione, nel senso che io non credo, io sono fondamentalmente d'accordo con tutto quello che lei ha detto. Non è una mia contrapposizione, è una mia, visione di una contrapposizione che c'è nel paese. Cioè, quello che mi ha spinto a scrivere questo libro non è stato il fatto che io pensavo o che penso tuttora che i giovani devono prendersela con gli anziani, ma è stato il contrario, cioè il non capire perché mai noi non abbiamo dato peso ai giovani durante la pandemia, durante il Covid. Quindi non sto rivendicando il fatto che i giovani se la devono prendere con gli anziani, sono perfettamente d'accordo sul fatto che la visione deve essere inclusiva, ma non lo è stata, e non lo è stata perché sono stati lasciati fuori i giovani. Questo è il punto da cui è un po' il punto di partenza. Dopodiché io sono perfettamente d'accordo sul fatto che i due grandi problemi demografici siano, da un lato, l'invecchiamento, soprattutto l'aumento della longevità a tarda età. E questo, per esempio, tornando alle pensioni, è il motivo per il quale io trovo paradossale che noi siamo un paese in cui si parla solo di pensioni, ma non si parla di non autosufficienza, perché domani il nostro grande problema non saranno le pensioni, sarà la non autosufficienza. Ma noi quel tema lì non lo tocchiamo perché è un tema complicato, non si sa esattamente come affrontarlo, e quindi lo demandiamo solamente ad una idoneità di accompagnamento a livello nazionale, e poi ogni regione fa quello che vuole a livello regionale. Quindi quello è un tema su cui in realtà si fa ben poco, si dovrebbe fare molto di più. C'è qualcosa nel PNRR, vediamo come ne veniamo fuori da quella roba lì. Secondo me, quindi quando si parla di persone anziane bisognerebbe parlare più di quel tema, guardare più lì, che non invece appunto a questo discorso delle pensioni. L'altro discorso che giustamente lei evidenziava è quello della demografia. Veniamo dall'anno in cui ci sono state, credo, il numero più basso di nascite dal dopoguerra. C'era un po', io con molti colleghi che sono demografi nel mio dipartimento, c'era un po' sta domanda: ma ora durante il Covid che succede? La fertilità aumenta o diminuisce? La fertilità diminuisce sempre quando c'è incertezza, perché la gente non vuole mettere al mondo i figli quando non sa che cosa succede, quando non ha le possibilità di mantenerli, quando non sa esattamente che cosa sta succedendo. E soprattutto, e qui sono perfettamente d'accordo con lei di nuovo, se noi vogliamo riempire le culle dobbiamo creare le condizioni affinché ci sia condivisione all'interno della famiglia e affinché ci siano gli asili nido. Cioè noi dobbiamo consentire alle giovani coppie di avere i servizi locali da un lato e la possibilità di avere un lavoro dall'altro, perché altrimenti i figli
e farli si possono anche fare, ma poi come si mantengono? Cioè con i nonni, perché torniamo sempre al solito discorso, cioè ritorniamo al discorso che si fanno i figli, se ci sono i nonni che poi li mantengono. In realtà è chiaro che i servizi locali, i servizi pubblici, gli asili nido devono essere la risposta diciamo a questo tipo di esigenza. Peraltro devo dire anche qui ora, molto spesso questo viene visto come un'esigenza femminile, nel senso che quando si parla di asili nido sembra che siano solamente le mamme che debbano essere interessate agli asili nido. In realtà questo è un problema di paese, questo è un problema di fertilità, questo è un problema di tutti, non è un problema che se non ci sono gli asili nido le mamme non possono lavorare, cioè dovrebbe essere visto in una maniera un po' più inclusiva anche da questo punto di vista. Sulla DAD io sono d'accordo a metà, nel senso che sono d'accordo fino all'estate del 2020. Nel senso che fino all'estate del 2020 non c'era alternativa, siamo andati in DAD, è andata in DAD tutta Europa e quindi non potevamo chiamarci, come giustamente dice lei, meglio la DAD di niente, perché l'alternativa sarebbe stata probabilmente niente. Però da settembre del 2020 in poi noi siamo andati in DAD molto più degli altri paesi e anche in maniera molto più intensiva, nel senso che noi abbiamo preteso di sostituire 8 ore o 6 ore o 5 ore con 5 ore di DAD, proprio uguale, cioè a specchio quello che succedeva a scuola lo succedeva a casa. Altri paesi hanno fatto in maniera diversa e hanno provato a tornare a scuola prima. Quindi diciamo, secondo me fino all'estate del 2020 ok, ma dal settembre del 2020 in poi no. Peraltro c'è un dato molto interessante e c'è una correlazione, quindi non c'è un nesso di causalità necessariamente, ma c'è una correlazione molto forte tra l'occupazione femminile, l'occupazione delle mamme in particolare, ma anche l'occupazione femminile in generale, misurata prima del Covid, prima della pandemia, e la chiusura delle scuole, ovvero nei paesi in cui le mamme lavoravano meno prima del Covid, le scuole hanno chiuso di più. E mi fa fatica non pensare che i politici non abbiano pensato, vabbè, tanto le possiamo chiudere perché tanto le mamme rimangono a casa con i figli. E questo chiaramente ancora una volta è tutto sbagliato, perché è sbagliato dal punto di vista del lavoro femminile, è sbagliato dal punto di vista poi della fertilità futura, è sbagliato dal punto di vista dell'istruzione, perché, e anche qui sono perfettamente d'accordo con lei, chiaramente quello è un po' il problema italiano. Per la verità, secondo me fino all'elementare andiamo bene, cioè fino alla quinta elementare noi in Italia andiamo abbastanza bene, il buco nero arriva con le medie e poi da lì in poi con le superiori dove chiaramente ci sono appunto poi ci sono scuole di eccellenza sicuramente, ma c'è una dispersione scolastica molto forte. Fino ad ora non abbiamo ancora visto niente perché, come ha detto lei, l'anno scorso si è promosso. Noi vedremo alla fine di quest'anno tutto il dramma del Covid, perché io ho visto dei dati aggregati, in realtà sono poche le persone che hanno abbandonato la scuola nel corso dell'anno scolastico scorso, cioè 2021, ma perché fondamentalmente è stato detto a tutti di promuovere. Secondo me sarà la cartina di tornasole, la vedremo in primavera, la vedremo alla fine di quest'anno scolastico, quando molte persone che non erano che probabilmente non ce la facevano, comunque hanno fatto poco l'anno scorso eccetera, probabilmente verranno bocciate. E ci sono 300 milioni di euro nel PNRR, nella finanziaria da essere spesi per l'istruzione, per l'emergenza Covid. Speriamo che questo voglia dire effettivamente cercare di ritornare indietro in queste lacune che si sono sicuramente create con la DAD e di migliorare un po' la situazione, perché altrimenti secondo me tra 6 mesi il quadro sarà molto peggiore di quello che è oggi. Poi per quanto riguarda la DAD le dico che gira un po' questa battuta che con la DAD ci vuole il doppio del tempo per far capire a metà della classe un quarto del programma. Non so se la trova giusta oppure no, a me mi suona abbastanza. Sì, intervengo come pediatra e quindi il mio punto di vista è soprattutto quello dei bambini e degli adolescenti, non arriva fino al mondo del lavoro, però trovo che praticamente tutto quello che ha detto è vero, dall'entusiasmo che hanno dimostrato gli adolescenti nella vaccinazione, tra l'altro è l'occasione per ricordare che nei prossimi giorni cominceremo anche nel Veneto con la vaccinazione dei bambini 5-12 anni e che il principale motivo non sarà
come sarebbe stato un anno e mezzo fa enfatizzare il fatto che i bambini si devono vaccinare per proteggere i nonni. I veri due motivi principali sono che, soprattutto con l'ultima variante, il rischio non è zero anche per i bambini piccoli, non è zero, certo non è uguale a quello di un anziano, ma non è zero, e il secondo motivo appunto è di permettere di fare sport, scuola, senza dover ricadere. Altri sistemi non ce ne sono, cioè i Novax non hanno qualcos'altro da proporre in alternativa della vaccinazione, quello è. E mi auguro che lo stesso entusiasmo lo dimostrino i bambini. Sono assolutamente d'accordo sul fatto che non sia un paese per giovani, ho sempre pensato che il motivo principale, almeno per i bambini e gli adolescenti, è il fatto che non votino, e quindi mai niente è stato fatto per loro, mentre è molto più facile fare per adulti e soprattutto per anziani, che invece il voto lo fanno valere, e quindi tante decisioni sono state prese con questa logica. Sono d'accordissimo su quota 100, che è stata una grande ferita che abbiamo fatto ai giovani, e vengo alla domanda. Io sono molto angosciato dalle proiezioni demografiche, perché quest'anno la proiezione è molto peggiore di tutti quelli che erano i modelli matematici. Ci saranno 380.000 nati in Italia contro i 500.000 di soli 4-5 anni fa. Oltretutto, forse sarebbe bene anche guardare agli altri paesi. La Francia quest'anno avrà 740.000 nuovi nati, quindi il doppio dell'Italia. Quindi anche solo andare a vedere che cosa mettono in atto altri paesi potrebbe essere utile, se non abbiamo delle idee, per non parlare di Spagna e altri paesi. Ecco, la mia domanda è: non è che questa grave situazione, sulla quale come sempre paghiamo anche un ritardo di programmazione, come c'è stato in campo medico, cioè ci accorgiamo adesso che mancavano i medici, si sapeva da 20 anni, ci accorgiamo adesso che non nascono bambini, la bomba demografica era sospettabile già almeno 15 anni fa, quindi arriviamo sempre in ritardo. Secondo me il danno non sarà solo sulle pensioni, ma anche sul mondo del lavoro, cioè fra 20 anni, con una popolazione di baby boomer rispetto al passato, ci sarà la metà di forza lavoro, quindi che soluzioni prevede una cosa del genere? Per intervenire anche il professor Gubitta. Grazie. Un paio di battute, diciamo, di note e poi una domanda. L'idea che giovani e anziani si mettano a confliggere, direi che non la suggerirei, è una battaglia persa, per ragioni di numero, perché le persone mature sono molte più delle giovani, perché hanno relazioni di potere, sono inserite nei luoghi dove si prendono le decisioni. E terzo elemento, perché in un momento di grande cambiamento come quello attuale, le nuove generazioni sono portatrici, sono rule breakers, quindi cambiano le regole del gioco e necessariamente, questo è umano, di fronte a un cambiamento, soprattutto nella fase, diciamo, finale del tuo ciclo di vita professionale, tendi ad allontanarlo perché mette in discussione il tuo status. Io parlo da aziendalista, non da economista, e quindi queste implicazioni si vedono nella società, ma soprattutto nelle aziende. Ciò detto, quindi, ci converrebbe, e qui lo chiedo a Vincenzo magari come quesito, progettare meccanismi per la convivenza generazionale, che pragmaticamente è quello che ci serve. E quindi questa è la prima domanda per Vincenzo. Ecco, sul tema della convivenza generazionale, torno a fare l'aziendalista per un attimo, solo un attimo. Dentro le imprese la convivenza generazionale è quella che ad esempio genera più performance. Ci sono studi che dimostrano che le aziende che non riescono a far fare carriera velocemente alle persone più giovani sono meno performanti. Nella società vorrebbe dire portare le nuove generazioni rapidamente nei luoghi di potere delle istituzioni. Okay? Allora le organizzazioni TIL vanno nella direzione di agevolare questo processo di integrazione. Politiche di mentoring o di reverse mentoring sono altre modalità dove si possono far convivere le generazioni, perché altrimenti non se ne esce. E qua arrivo al secondo quesito e anche a una
tu sei stato pesante su certe affermazioni, Maurizio, cerco di esserlo un po' meno, no scherzo. No, e ci sono aziende nelle quali c'è una regola secondo cui, raggiunta una certa età, una regola condivisa, non puoi più occupare posizioni di potere, te ne devi andare dalle posizioni di potere, no? 60, 65 anni. Allora, copiamo da queste, invitiamole queste aziende a presentare queste cose. Allora, questo perché lo dico? Perché se sulla parità di genere c'è il mood no woman, no panel, ci si rifiuta di andare in contesti nei quali ci sono solo maschi, ecco, per facilitare la convivenza generazionale, senza esagerare, dovremmo ribellarci e stigmatizzare tutte le situazioni in cui nei luoghi apicali, e ne potremmo raccontare a decine se non a centinaia, troviamo gli ottantenni. O nelle situazioni di cambiamento organizzativo, a guidare il cambiamento ci sono gli ultrasessantenni. Allora io penso che invece di andare in piazza a protestare dovremmo tutti, io per primo, non ho ancora i 60 anni quindi posso farlo, no? ribellarci alle situazioni in cui, laddove si segna il cambiamento, laddove si segna la traiettoria del futuro, ci sono persone che nel futuro non ci saranno. Ecco, non è il caso di fare decidere a loro cosa si deve fare nel futuro. Grazie degli stimoli, poi insomma, quesiti non facili. Ma due battute al volo. La prima riguarda la mancanza di giovani in lavoro. Ora ci sono diversi studi, sull'impatto della demografia sull'automazione. E fondamentalmente l'argomento è che nei paesi dove ci sono più persone anziane e meno giovani sono i paesi, insomma, ci sono due visioni contrapposte. Una visione è che in realtà l'automazione è più forte dove ci sono i giovani, perché i giovani sono più produttivi e quindi sono le persone che maggiormente sono in grado di portare, di conoscere la tecnologia che porta all'automazione. Però poi c'è un altro lato, quindi questo è un po' il lato dell'offerta, se vogliamo, ma poi c'è un altro lato che è un po' più il lato della domanda, che invece dice esattamente il contrario, cioè i paesi più vecchi, quindi dove ci sono più persone anziane e meno giovani, sono paesi dove probabilmente i processi di automazione saranno più forti, perché c'è una maggiore necessità di automazione, perché non si troveranno le persone e quindi ci sarà bisogno di più automazione, e perché ci sarà una domanda di automazione molto forte nella non autosufficienza, cioè nella gestione delle persone anziane, dove ci sarà bisogno di maggiore tecnologia per poterle gestire, perché non ci saranno più persone in grado di gestire persone fondamentalmente. Quindi probabilmente la risposta potrebbe essere questa. È un dibattito in corso abbastanza acceso, soprattutto negli Stati Uniti, su questo impatto della demografia. Non le so dare la risposta, ma ci sono due lati di questo dibattito. Sulla convivenza generazionale io sono perfettamente d'accordo e peraltro ho avuto il piacere di essere a un festival del family business dove la discussione era tutta, più che ancora, proprio sul ricambio generazionale all'interno di imprese che sono imprese familiari, e dove questo tema diventa, direi, quasi violento, nel senso che è veramente di una difficoltà estrema. Non credo che abbiamo trovato la strada, sarà difficile trovare la strada del Giappone, è un po' il paese che riesce un po' di più attraverso un po' alcuni di questi meccanismi, cioè dopo una certa età le persone non sono più nella posizione apicale, possono rimanere ma perdono il potere decisionale, quindi se hanno questo grande attaccamento perdono il potere decisionale. Potrebbe essere un modello, lo vedo difficile perché negli ultimi 18 mesi abbiamo fatto un sacco di commissioni in Italia su ogni cosa, in alcune siamo riusciti a mettere dei novantenni, quindi non lo so se stiamo andando esattamente in quella direzione, in qualche maniera ne dovremo uscire. Certo, se andiamo a guardare chi lavora a Google, la forza lavoro è quasi tutta sotto i 40 anni, quindi forse ci sono delle questioni anche settoriali, ci saranno alcuni settori che saranno dei settori estremamente giovani. Se questi settori prendono un po' più piede, il mondo ci cambierà un po' davanti
e magari quello ci dà un po' uno scossone. Diciamo che l'aspetto digitalizzazione che Covid ci ha portato magari può aiutare anche un po' in maniera così surrettizia, diciamo. Grazie. Bene, direi che per questa sera siamo riusciti a fare una conversazione nutrita. Grazie Marta per la tua testimonianza, grazie a tutti voi per la partecipazione. Professore, noi l'aspettiamo per la prossima arrabbiatura e l'esito del nuovo libro che ne porterà, e grazie per questa sera.